Era così innamorato di Peppino Mereu perché Peppino Mereu rappresentava per lui una linea della poesia che si è persa, diciamo così, almeno per certe generazioni e in certi momenti della storia. Una linea di letteratura, una linea di poesia che proveniva direttamente dalla tradizione estemporanea e si nutriva della scrittura. E poi c'era l'impianto morale, l'impianto etico forte della poesia di Mereu che noi troviamo anche nella produzione poetica di Paolo Pillonca. Pensate a Sor Morto de Osposidda. Eh, Paolo Pillonca vuole raccontarlo quell'episodio perché lì ha visto le strutture dello Stato come le vedeva Peppino Mereu, chiesa e militari, le ha viste fare la caccia grossa a Osposidda, esibire i cadaveri dei delinquenti per mostrare la potenza dello Stato contro dei poveretti che erano incappati nella violenza totale dello Stato. Allora lì nelle sue orecchie, anche di uomo diciamo, con una formazione di sinistra, questo va detto, sardista e di sinistra, con una formazione del genere non poteva non amare un autore di questo tipo. E con lui abbiamo discusso tante volte di Mereu in occasioni pubbliche, in occasioni private e si vedeva che lo adorava, ma lo adorava anche perché Mereu veniva da una tradizione estemporanea, si era formato in una tradizione estemporanea e noi sappiamo Paolo cosa ha fatto per la poesia in ottave, per la poesia estemporanea più in generale durante tutta la sua vita. Aveva l'abitudine sulla questione della misura metrico-strofica e della misura di pensiero che sono saldate nella tradizione orale, lui aveva l'abitudine di riferire un'ottava attribuita a Antoni Cuveddu. Antoni Cuveddu a quanto pare era stato sfidato da un giovane che è salito sul palco con lui, cioè lui l'ha fatto salire sul palco e in un'ottava gli ha letto la vita riguardo al grande tema della misura. E gli ha detto, pensas que vagas mannas conquistas e aperis que in superbias arlaras, si non misuras primus ucinaras, fages de sa figura prutristas. Appones mente a mie e calmutistas, e dai che prus undischi prus imparas, e bides che sormastro narangoi, innanti pensa bene e nara poi. Questo è un testo, è un'ottava che dice tutta l'importanza della misura, ma non solo della misura metrico-strofica, si non misuras primus uginaras, ma della misura anche etica. Cioè, avete presente il proverbio nuorese, non t'inchessas dai sabeste? Non uscirsene dal vestito è in etica, è in poesia, è una grandissima virtù. E Paolo per questo aveva il culto della misura dell'endecasillabo, della misura dell'ottava, perché solo chi sa stare in tretto suoso, diciamo così, solo chi sa stare dentro una misura può avere una vita sociale giusta, equa. Ecco, è una giustezza che è lo specchio di un'idea di giustizia.